fronte instabile proveniente dalla Francia porta un tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni con possibili fenomeni anche violenti. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino più nubi e qualche rovescio sulle aree alpine, ampio soleggiamento altrove. In giornata però peggiora su buona parte dei settori con rovesci e temporali diffusi, anche forti localmente. Più asciutto invece sulle basse pianure e sulle coste veneziane. Vediamo anche le temperature che risultano essere più o meno stazionarie ma sempre piuttosto calde, comprese tra i 28 e i 36 gradi, minime sui 20-24 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Maggiore nuvolosità sulle aree settentrionali con locali rovesci e temporali sparsi su tutta la nostra regione. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime risultano essere comprese tra i 30 e i 34 gradi, minime tra i 22 e i 24 gradi circa. Come di consueto concludiamo con il Trentino Alto Adige, anche qui peggiora il tempo, rovesci e temporali diffusi sin dal mattino ma più intensi nelle ore pomeridiane e serali. Vediamo le temperature, le massime risultano essere in calo tra i 26 e i 27 gradi, minime attese sui 19 e 20 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!